Sta prendendo forma uno dei grandi obiettivi di questo mandato, ma che è anche un grande obiettivo strategico per questa città, ovvero la riqualificazione di Via Baffile e di tutti gli assi commerciali della nostra città, sia nella zona ovest che nella zona est. Abbiamo accantonato nel bilancio del Comune di Jesolo ben 4 milioni e mezzo che saranno destinati a questo scopo. Inizia ora la fase di ideazione e di progettazione, una fase che abbiamo voluto essere partecipata, trasparente, con un ampio coinvolgimento sia dell'amministrazione comunale nella sua parte interna, ma anche e soprattutto dei cittadini e dei portatori di interesse nella nostra città, per arrivare a un grande lavoro preliminare che ci permetta di fissare quelli che sono gli obiettivi, quelle che sono le criticità e i problemi da risolvere prima di affidare l'incarico di progettazione. Ecco, pensiamo che questa sia una grande occasione per sviluppare e costruire una via principale che cambi completamente il suo volto, sia da un punto di vista estetico, ma anche da un punto di vista funzionale, basandoci sulla sicurezza, sulla vivibilità dei luoghi e sulla sostenibilità. Ecco, inizia oggi un grande momento di sviluppo per Jesolo.